consiglio comunale congiunto tra le amministrazioni di Orgosolo, Fonni e Oliena per condannare gli episodi di intimidazione subiti nelle scorse settimane dalle aziende San Germano, gestore del servizio di raccolta rifiuti per i 3 comuni, dalla ICM, la ditta vicentina, vincitrice dell'appalto per i lavori della diga di Cumbidanovu, e dallo stesso sindaco di Orgosolo, Pasquale Mereu, oggetto di scritte minatorie. L'incontro si è tenuto ieri pomeriggio presso la sala consigliare di Orgosolo alla presenza solidale anche di alcuni rappresentanti delle istituzioni di altri comuni del Nuorese. Avevamo promesso, l'abbiamo fatto. Alla violenza si risponde con il dialogo, con la democrazia, ma anche con una fermissima condanna. Non ci fermiamo alla solidarietà, ma soprattutto diciamo che le nostre comunità non hanno bisogno di questi atti. Condannare senza se, senza ma, qualsiasi tipo di azione violenta che capita nei nostri territori, nelle nostre comunità, perché le nostre sono comunità, appunto, paesi che stanno cercando di dare un'immagine diversa da quello che è l'immaginario collettivo, per cui qualsiasi azione del genere va a ledere ciò che noi stiamo cercando di portare avanti. La seduta è stata anche un momento per fare il punto sui lavori della diga di Cumbidanovu. Nonostante le intimidazioni, la ICM, così come la San Germano, che negli attentati dello scorso febbraio ha perso 7 autocompattatori, ha deciso di rimanere. Nonostante una forte intimidazione sia nei confronti degli uni che nei confronti degli altri, hanno dichiarato di voler rimanere e di portare a termine il lavoro, e questo è molto positivo per la comunità.